le notizie arrivano, non è affatto detto che siano esatte. I generali nei primi giorni dell'attacco ci hanno dato notizie che non erano vere, sia per leggerezza, sia perché forse volevano mentirci. È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia. È violenta la guerra, non il pacifismo. Voi avete merazionato per Stalin, per Sberdiev e per Saddam nel giro di 30 anni. Scusate, Così avete fatto. volete continuare a vedere le cose con le lenti del Perché passato? chi è interessato? Ma come ti permetti di dire, nella sostanza il risultato è come ti permetti certo che di mi dire permetto. che quel movimento pacifista manifesta per Perché Saddam? l'obiettivo, Non ti devi permettere, io mi hai permetto capito? di dire che i prigionieri in Non ti devi Iraq permettere di dire hanno che c'è un chiesto la movimento pace che sotto sostiene un minaccia di dittatore. Saddam. I mutanti rotolanti si preparano alla sfida. Tutti pronti, coda in riga. Combattini, combattini. Ci si prepara ad un'altra incursione, ad altre trasmissioni per farvi vivere in diretta lo show che oramai ci allieta ogni notte. Questa direi che è la maschera più tragica, se vogliamo, della guerra. Le cose stanno andando secondo i piani? Is everything going according to plans? Maurizio, noi ti vendiamo tutti. Ciao, amore. Voglio fare solo una considerazione al termine di questa intervista. Questo la signora Cocciolone è in collegamento, in linea con noi, e dirle, se le può far piacere, certamente le farà piacere, che Maurizio, signora, le assomiglia, precisamente. È proprio una somiglianza incredibile. Come da un momento all'altro si può credere a un uomo del genere? Mi avvertono che deve andare in onda un'edizione del telegiornale. Buonasera, questa edizione del telegiornale non va in onda e si limita alla lettura di un comunicato del comitato di redazione per uno sciopero deciso mezz'ora fa dalla redazione del TG1. La protesta è motivata dal fatto che sono state violate alcune competenze giornalistiche della nostra testata da parte di rubriche di rete che non sono autorizzate ad assumersi responsabilità nel settore dell'informazione. Ma con la secca al cammello va la Mecca e sarà Melecca la zuffazione mediorientale del Sahara, che sarà chi lo sa. Che cosa ho detto, Boggi? Ripeti allora, per piacere. Tu mi hai detto che tu hai l'opinione che questa guerra deve finire, ti sei chiesto se io No, ce l'ho. siccome tu mi stavi interrompendo, ho detto perché tu hai un'opinione diversa, spero di no. Ti posso Comincia il roof party, operatori televisivi alla posta degli Scud dei Patriot. È stato proibito ufficialmente, ma ne abbiamo oramai abbastanza dei divieti. L'Italia non è in guerra con l'Iraq e i rapporti diplomatici continuano. È Andreotti a dirlo. Le bombe cadevano ogni 2 o 3 secondi e la periferia di Baghdad era tutta in fiamme. Potete immaginare cosa può essere una città con milioni di abitanti martellata da tonnellate di bombe? La barba se l'è fatta crescere da 2 settimane. Nel mondo islamico è il simbolo di chi si vota o va alla jihad, la guerra santa. I Patriot che sono appena arrivati sono già stati installati, almeno in parte, da oggi operative le prime batterie di missili antimissili. Questo rappresenta un elemento di maggiore sicurezza, naturalmente, per Israele. Correte nei rifugi, state pronti con la maschera, mettete i neonati nella culla apposita, state calmi, ascoltate la radio o la televisione.